Benenidos, amigos de Mama Sardigna, sezi storrados, in noghe a nos acciappare a faeddare de cultura sarda, e faeddamus de archeologia. E difatti andamus a fare un viaggio, un giro, un pare a Tumbal de Gigantes, domittas, a qualche roccas de domitta aldegianas, o domol de vadas, come naramus noisi, e faeddamus finamente de bettiles, e andamus a bidere gussos de Santu Larentu in Silanus, che un'altra volta bisogna bistatus praticamente vicino e gue che amus faeddato dessa pittura a muro de questa cheggia meravigliosa de Santu Larentu, sempre in Silanus, come te vianende prima. E poi andamus a ciappare sos amigos dessa cooperativa SILT, de Sunuraghe Palmavera, in Salighera, e faeddamus con Giuseppe Tanda, e Tando bistate con noi, faeddamus di questa civiltà che è s'arraighina nostras, s'arraighinas de sos cagliaritanos, de sos luresos, de sos oristanesos, de sos galluresos, e de noi puru, tataresos de noghe, raighinas de questa civiltà che nos ha regalato a noi nuraghes. Mizzas e mizzas, putol sacros, Tumbal de Gigantes, come te apponato prima, e non vi l'abbiamo fatta a raccontare tutto, però Deo credo che in questa due puntate, che vos ammentate, abbiamo sfadato già di civiltà nuragica con Franco Campus, archeologo, in Santo Antine, e tanto oe. Godite questa puntata con noi, andiamo a bidere questo locos. E da esa rocca peltunta, come si narradia da una volta, come si narra, si conosce come esa rocca, desse elefante, in noghe in Castelsardo e in Sedini, questa è la bellezza della natura. Una rocca trachitica, una rocca che da millennios, e se noghe, e piano piano mamma natura l'ha da tripagliata, e da poi è venuto somine, su prenuragico, su saldo dei noghe che l'ha da modellata, che l'ha alleata, la torra travagliata, può fare due stumbas. Ma facciamo ancora di questo luogo antico, de natura, selto Bassa Carrela, selto somine battripagliato in questo millennios, ma non che forse bagliata pure un buscumanno, e selto che beste questa montagna ancora da quest'ala, e forse questa rocca è falata proprio da quest'ala. E tanto da questo luogo antico, da questo luogo di natura, che vi salutiamo e andiamo a scoprire altre cose belle di mamma natura in Sardegna.
siamo in Borore, in questo luogo antico, di una tumba de Solmannos, o tumba de gigantes, come si narra in limba. E andiamo a riscoprire. Questa tumba de Invertighe, come si narra in Noghe, in Borore, è una tumba di medas persone. Infatti, in suo nuragico, sa gente fu posta in questa tumba tutta un pari. E tanto vediamo in Noghe, in basalto, una pedra manna di più del 3 metri, che è proprio su fronte della tumba, e una sedra manna di metri e metri, in cui vi sono cantoni e pedre travagliate bene. Ed è una tipologia di tumba de gigante, come in Sardegna la conosciamo, bindata pure bogata da esa domolteggiana. Chi pare di un nome questa pedra manna di tumba de gigantes. E sutta di questa entrata, posso molto quasi simbolica, può narrare chi sa vita, bespuru a dai a sa molte. Come siamo in Noghe davanti su nuraghe di Santa Sarbana, questo monotorre, che forse si può deponere entro l'area a sarco cronologico del 1600 o prima della nascita del nostro Signore. In Noghe l'area di Santa Sarbana bespuru tumbal de gigantes un luogo di villaggio, no? Dei noi viviano su nuragico, sono antenados. Ma fino a desaterala di questo nuraghe, desaterala volte dei silanus, beh su un punto religioso, antico, nuragico, di Kirchizzo, una prenda davvero di questo territorio e di questo comune. E tanto in noi che vivete proprio sul villaggio, manno, hanno nato fino a questa tumba di gigante ed è su punto religioso antico nuragico del 1200 o forse 1000 avanti Cristo. E dei noi come in su nuraghe entriamo a una torre tutto in basalto ed è bello davvero. E siamo in Noghe, a fora della chiesa di Santo Larentu, e te bada in Noghe, ma questo sono bettile, questa è pedra alfitta, dell'epoca nuragica, ma non sono nascite in Noghe, non l'hanno fabbricata in Noghe, questa è da esa tumba del gigante di pedra longa, a facca nuraghe colbos. Ed è una meraviglia dell'architettura nuragica che in Noghe oggi possiamo idere e possiamo comprendere in mezzo i te viti sa religiosità del nuragico di questo tempo. E noi che bindata battoro, bindata un'attera di pedra fitta a facca a s'altra parte di sageggia e te fin sul bettilese, fini fossi questa pedra fitta sa un modo di narrare a su Deu del suo tempo di qualche grazia, di qualche rito propiziatorio, ma sicuramente è una cosa legata finalmente a tumbas, arte funeraria, come si narra in termini tecnici.
esos arqueólogos hoy nos han regalado por la Sardigna scavos importantes non pudimos nos ammentare e non ammentare no che in Silanus finalmente sa tumba de Pedras Doradas in ue puru bindada cosas interessanti di questa tradizione civiltà nuragica in Silanus. In su nuraghe Palmavera, su complesso archeologico, bello meda, interessante, importante di questa idda de Salighiera, di questo luogo, di questo territorio, e come noi siamo in nome per Mama Sardigna, ospitados dalla cooperativa SILT, e andiamo a ciappare a Giuseppe Tanda, che nos accompagna del nome e non racconta da tutti noi questa bellezza che di nome. Venite con me. Giuseppe, grazie per questa ospitalità, grazie. Benvenuto. E tanto, ben arrivato. E tanto tu sei la guida sì. della cooperativa SILT. Esattamente, sì. Dai canto sei in noghe a fare io questo tribaglio? Tribaglio in noghe da su 2015. Da su 2015. Sono 19 anni. Sì, che sei in mezzo a questa meraviglia spantosa, vero? Esattamente, in mezzo a questa spedra del Sunuraghe. La cooperativa SILT, prima di cominciare ad andare a fare questa passizzata, no? Tra Sunuraghe, la cooperativa SILT di te si occupa solo di queste Sunuraghe? Allora, la cooperativa SILT, che io penso sa prima, o una delle prima che è nata in Sardegna, per la gestione del monumento archeologico come Tescustoso, è nata in 1980 gimbe. Aspetta. Sono parecchi anni che siamo in noi, devo via minore, in 1980. Hai abbattorano. Già si dice tanto potremmo dire che questa è un'esperienza. È un'esperienza pluriennale, nel GAI, e abbiamo in gestione su Nuraghe Palmavera, e noi siamo in questo momento, ma pure la necropoli di Angelo Ruio. Che è una necropoli al Domus de Vadas, come te narramo noi. Esattamente, al Domus de Vadas, al Domus de Janas, al Domus de Janas, no? Sì, tutti sono nomi nessun curso. Esattamente. Tanto in cui vada su momento prenuragico e no che invece su momento nuragico. Esattamente. E questo è su percorso, no? Che facciamo fare a sol turistas, a sasicolas, a sospizzinnos, quando vedono in noghe, normalmente cominciano in San Necropoli d'Angelo Ruio, che è pre-nuragica, e tanto il suo percorso si conclude poi in su Nuraghe Palmavera, che è un sito importante della zona di Salighiera, certo. Su Vivo Nottu probabilmente, certo, no? Chiamo in noghe, ed è uno dei primi, ad essere bilato reso fruibile dai turistas, dai sasicolas e dalla gente. Ascolta, cominciamo a entrare in questo tema del Nuraghe. Esattamente. Quando è stato scavato? Tanto, su Nuraghe Palmavera è stato scoperto in 1913, 1904, come meda di Atero Nuraghese è bilato Antonio Taramelli, no? Fentomato meda, omine proprio di conto. Esattamente. E subito tribagliende pure in San Necropoli d'Angelo Ruio, in Salighiera, capite baiana diverse emergenze in Oghe, a fare questo ospedale per esempio, per narrare in Angelo Ruio, su Mattesi e in Oghe. In Oghe, quando è venuto Antonio Taramelli, in realtà, Gesù vedeva solamente
sa bacche, sa più sacchia, de Saldua a Torres. Tanto noi che viviamo un montone terra. Mi vedo un montone terra, pedra, esa vegetazione che vi cresce da sopra, no? E tanto su chi di museo è frutto di uno tribaglio mannu di Antonio Taramelli, ma da poi dei anni in anno di altri archeologi, uno soprattutto mi viene in mente Alberto Moravetti, no? Perfetto. Per esempio, che sicuramente conosce, sì. che ha tribagliato Meda in Palmavera, e si è tribagliato in sa parte del Saldomitas, del suo villaggio, no? Capite, su un ragazzo Palmavera, no? Abbiamo due torri, no? La torre principale e la torre secondaria, ma in suo lavoro, sus ultimos, in su 2018 e 2019, sus archeologos, Luca Doro specialmente, Luna Ramus, che è stato l'ultimo, vivono tribaglios in oghe, no? De restauro, scavo e valorizzazione in generale del suo sito archeologico, e hanno capito al fondamentas di una terza torre. Trilobata, Nara Muggai e Luna Ramugai. È una visione di un'altra torre. Bravo, perfettamente. Portiamo due torri, la torre B e la torre C, che sono aggiunte alla torre principale, che è la torre A. Interessante. Ok, è meda interessante. Noi, Trunaro e Bruno, i dimisi, qualche cosa in cui davate i gue, capite bene, pedra al manna, vedi un'idea di un circolo, e si idea vivi qualche cosa, la simmetria di un'ura che non fu perfetta, manca qualche cosa, e in effetti in quest'ultima campagna del capo archeologico hanno capito su pavimento, come possiamo narrare, una base della fondazione della terza torre. È interessante, Meda. È interessante. Che noi ci andiamo faidato in un'altra puntata, un archeologo finalmente a Franco Campus, del suo progetto Nuraghe, del suo architetto. Come magari noi non faidiamo, poi non dare torre in Meda, e nos concentriamo e non poniamo proprio fatto a intro, e come piano piano tu ma accompagna a Meda, e poi noi in domo dovremmo fare il bidere su chi è su un'ora che e finalmente c'è questa capanna, questa riunione, è importante. Esattamente, questa particolarità di questo sito archeologico. E poi lei da voi. E mi fai da spuro di che viviate in noi, che dite vagliane, tanto noi che manica Ian pure, si congiua Ian, trivaglia Ian, e tanto. Ma una cosa, che zonare Bruno, sa cosa interessante è su un'ora che Palmavera è che siamo a facca e su mare. Bello. Questo ci ha fatto bene a lunarre, tanto te che narre questo. E perché noi siamo abituati, no? A vivere su un'ora che se in centro terra, no? Nell'immaginario comune. Esattamente. In noi che pure siamo su un rialzato, un qualcos'altro, però a quel caso del su mare. E te che narre questo, che è vero che la civiltà nuragica in Ogheburu pratica l'agricoltura, la pastorizia, la cazza e tutto quanto, ma pure la picca. È vero, è su contatto, su commercio. Esattamente. Cioè conosci su mare, non fidi gente che abbaia da intro, abbaia da. E questo è importante, che si idea, no, che imi in passato adesso non è che finché vivimi in una società, no, solo agropastorale, serrata, un ubago in centroterra, questo è diverso, è questa dimostrazione che probabilmente vi qualche cosa di più. E tanto andiamo a sconoscere questo nuragico certamente, alghereso, dai, buonare. Certamente. Accompagna. Andiamo. E tanto noi che siamo in trend intra su nuraghe, dai Giuseppe. Siamo entrados. Questa rocca ruglia e teste. Allora, in Palmavera è interessante, Salpedras sono due differenti maniere. Abbiamo la saida, no? Questa pedra un po' più ruglia, che è arenaria. Arenaria è sul termine in italiano, ma se non pensiamo, come si narra in saggio, sarena, in italiano è
Certo. sabbia, no? Certo. E questa è pedra che viene dai noghe, ok? Amusu sa di questo territorio proprio. Di questo territorio. Beh, me lo insegnas tu, normalmente sono nuraggi coso fragaiana so nuraghes con salpedra locale Vero, che acciappaiana vero, in logo. Non la battiana Vero. da chilometri e chilometri pro lo fregare, pro la ponere una sopraesattera. Amu sarenaria, però idese chiamus una pedra pure differente. È vero. Bianca. Forse potremmo narrare che siamo sempre in momento sedimentario. Esattamente, no? esattamente. De rocca Sono sedimentaria. due pedre sedimentarie, su arenaria e su calcare. Che sono più giovani ed sattera che sono vulcani, sicuramente hanno veduto su basalto e satracchitte. Sicuramente. Proite sa pedra sedimentaria derivano da uno da questa vulcanica, per esempio, per narrare, e noi abbiamo sarena che si è depositata in sul milione di anni, estratto da poi esattamente, è diventata una rocca, una pedra. Una pedra che è sì pedra e toscia, ma non è toscia come su calcare, che è differente, ok? E questo però che ha come tu hai fatto voi, musulmano, questo come ti si narra, piatta banda. Esattamente, Bruno. Narra qualche cosa a suoi amici se no che in televisione di mamma Sardigna, questa pedra, cioè questo modo di fare che noi abbiamo abituato a tonos, a ogiva, questo è teste, due cose. Tanto, s'evoluzione di sunuraghe. A volte noi pensiamo che sunuraghe nasce dai nuda. In realtà vada un'evoluzione, vada proprio un'evoluzione. Adesso nuraghe più semplice, come te vini sul proto nuraghese, no? Che vini rettangolare, ok? E hai una boveda come te guscia. Vi piatta bandata in italiano che naramusu. Tanto amusu salpedrasa laterale come te scustasa e da voi quel salpedrasa che e ne amposcia gai, ok? Orizzontalmente. La mulbito incalchiata in un raghe o qualche corridoio. Esattamente. In oghe è bisciata fregata in un secondo momento. Può essere che guscia vidi s'entrata, no? Principale, sa prima entrata, da voi, ok? Quando hanno inteso l'esigenza di ampliare, no? Di crescere come struttura principale, hanno fregato questo corridoio, e da voi pure un'icala, probigare, ok? In su terrazzo. In Sabacchia più usaccia del sunuraghe. Una volta bella, e tanto due come? E tanto vi dobbiamo andare, sì, vi dobbiamo usare. Pica due sopra e noi andiamo su come sopra, venite con noi, sì. Tanto Giuseppe, siamo su come piccato, se no che da questa scaletta, no? Scaline di prima, e noi siamo su tanto. Tanto, Bruno, come siamo su in Sabacchia più usaccia del suo corridoio che abbiamo il Sara, che vi piatta bandato, ok, Naramugai, e siamo proprio in oghe. Bene. Questo è un terrazzo minoreddu, ma è interessante, perché abbiamo empleato un'icala, no? In su muro, no? In interno del suo paramento murario del suo nuraghe, e abbiamo visto sa maestria, no? E questo fino architetto del Beru, ok? Solamente in un momento in cui tu intras in un nuraghe, idese veramente ludoccasa con salmanoso, che questo fine degli architetti, ingegneri, come integrimos, ok? Ascolta, il no che deo abbaidende a dai a te e to sa turremanna, esattamente. Come ti hai fatto tanto su Nuraghe? Come ti si può narrare? È un bilobatto, e sarà, vabbè, tu hai sanato che vi vedi questa torre pure un più, no? Certo, ma come ti si può narrare? Tanto, 2 3 torre, quanto sono? Allora, abbiamo 3 torri. 3 torri, ok. Bene. E in questo caso, però, a differenza di altre nuraghese, sablarimetria al diverso. Sablarimetria non è geometrica come te Santo Antino, esattamente.
Casantuantina è trilobado, poi abbiamo tre loboso, e sadurre, no? In mezzo. E noi abbiamo una torre principale che è scusta, che è abitata fregata in su 1600 prima del Cristo, è la più antica, ed è fregata in calcare, ok? In una pedra, in questa pedra bianca. Da voi, in un secondo momento, sono abitata fregata sa torre secondaria e sattera ancora. Tanto Bahia ha sicuramente un progetto iniziale, ma sul progetto vedi, torre principale è una parte del suo villaggio, domitas chi viene a Colchiazzo della torre principale. Forse può commentare una comunità di un poco piccola, piano piano invece. Certo, piano piano sicuramente crescita, no? Sì, tanto l'esigenza di fregare una tours per stoccare, per esempio, per narrare su trigo, mi viene in mente una cosa del genere, e tanto su un raghe è cresciuto, ma pure la planimetria del suo complesso nuragico del Palmavera è diversa in un secondo momento. Capritiamo sul salore principale, saldo al Turrese. In questo momento viene fregato pure Santemurale. Che è importante, okay. Noi dimmo una pace, la dimmo in oghe. Vero. È interessante, È interessante. E tu ritta spuru bisuno. Esattamente, binde un 13, una è in oghe. Custa? Lei desino è custa architrave, custa pedre gue. Attera al duasa. Santemurale è scommente un pentagono, ok? Si lo dimmo da Iasciu. Tanto abbiamo una torrighetta di gue, un'altra torrighetta da questa parte, tanto a sud, un'altra a nord, e importante ancora la capanna della riunione che fra pago andiamo a abitare. Ok. Gente di Mamma Sardegna. Hai detto a questo momento. Un'ultima cosa, e poi andiamo e mi fa capire pure la torre principale, certo. Sul villaggio il Manno. L'Amolvito. Certo. Canto sono come saldomita sa chi sono fora sa che si possono abbaidare. O è più di chi manta, abbaidare chi manta. È su meta. È su meta. Ma noi ci intrende, che devo intrende su cancello a inizio puntata. Mi pare che forse mi sono come tornare, ma non che giutta mi pare. Badattero sicuramente. Questo è il Manno. Vi Manno. O abbiamo chi manta, poco più di chi manta abitazione, poco più di chi manta pinnettas della chiamiamo Gaica su pinnettas, no? Ma il professor Moravetti, ma tutti gli archeologi narrano che questo è un uguaglio di su chi vedi esattamente. Bello. E noi sul villaggio una parte è il Noghe, chi manta siamo in Noghe, ma finalmente ad voi di strada, certamente. Abbiamo saputo qualche caso non fa che adesso bisogna del lavoro, no, agricolo, e hanno capito le strutture e parte del suo che Palmavera ancora. Un'ultima pregunta del suo villaggio, ma siccome è il Manno, e non che vi queria abba, ma baglia qualche putto, non state a capito, tu un baldesicante, e noi moriamo, e noi crevaiamo questa gente. Questo sono queste questioni che abbiamo ancora sì. Su pregunta che non tiene ancora una risposta esatta. Però si può immaginare che no che baglia forse. Sicuramente. Se facciamo un calcolo in oghe, no? Che tu che manta 200 abitazioni che domitas, 3 o 4 persone, e tanto in oghe vivono 500 o 600 persone che vivono in Suno Palmavera. Sabba è vita. Tanto vivi sicuramente un butto. Però Bruno, in oghe dobbiamo fare vero, troppo. Sì, la mia vita è proprio una preguntetta. Esattamente, perché in oghe vede fare un discorso legato alla geologia del suo territorio. Bene. Questa è una cosa interessante che tu hai già nato e magari un'altra volta può forse io penso di sì. Sal tumbal de gigantes, amus, non l'amus, capite, non bello. Ma amus de disegno, come possiamo narrare, del pintura di uno studioso Martorell del Savine del 1800, e in UE ebbe a casa cantoniera
tanto siamo a 600, 700 metri di noghe, e isso disegna da qualche cosa che si mizza in tutto a una tomba dei giganti. Bellissimo. Molto interessante. Bellissimo, e che manco la gente di Mamma Sardigna, che sono appassionato di archeologia, e pure che in noghe da un'identità culturale. Sì. Potremmo narrare Sì. dai gianaschi da Samolte, sì. E non solo a fregare, non vivi solo fregamuro, vivi gente che moria da crepaia, da chi vivia, da chi si poneva da si cogiuare, in Palmavera, esattamente, in Palmavera tu lo tocca con mano, siamo in un luogo in cui respiras sa vita di ogni dia, capitiamo il domita, siamo restos, vasos, di ogni maniera. E sei scontento di essere in Noga come cooperativa? Certamente. Questo è un luogo davvero conosciuto, e come tu andiamo a vedere questa bella Tolos. Esattamente. Grazie, poco entriamo, andiamo. Canta il bello, Giuseppe, che in questa colte, piccoca ma interessante, questa entrata, tu sei regalando a noi di Mamma Sardigna una passizzata culturale antica, entrando in un luogo diverso, adesso sì, sicuramente. E tanto racconta it bada in noghe. Siamo in Sagosce, Bruno. Sagosce su Cosile, come te lo dovremmo chiamare, no? Che è tipico di tutto il nuraghe complesso, no? Non del monotores, ma del nuraghe complesso. E minoredda, la Sanato 2, abbiamo giù 20 metri quadri, no? Non basso buttu, come narai prima, quando vivi subra, però abbiamo due altre cose interessanti. La cosa interessante sicuramente è questa apertura, no? Noi abbiamo giù... Intra questa pedra che tu hai sanato, che è il Sara Arenaria. Sarenaria, abbiamo giù un'icala, si den i calinos che sono nuragico impreiana propigare a sa terza torre. Da Esatterala. Quasi avvicino noi fimici prima noi. Esattamente. Come te pigaiano i noghe, con un'icalita linna, le cose, qualche cosa l'impreiana pronte piegare i due. Se non è che vieni proprio acrobata, ma non credo. No, esattamente. E sì, del Bruno, andiamo su una in noghe, difatti, e un'altra simmetrica, esattamente simmetrica, a esatterala. I due, bessa torre B. Interessante. Questa parte è più usata della torre B. Da poi abbiamo su entrata a sunuraghe principale. Una delle due entrate o delle due bessidas che abbiamo a Palmavera, a Palmavera abbiamo due entrate o due bessidas, come te querites, che come impariamo su pronde e sire in capanna della riunione, e da poi sa vedra su calcare, sa vedra più bianca, Prosadurrea, che è la più antica di tutto il villaggio, e Sarenaria, no? E Bruno, ide su la differenza pure dei suoi colori, no? Abbiamo su questo bicolore che è la prima volta che vediamo in Sol Nuraghe. Abbiamo colvoso di Florina, c'è pure Puto Maiore, esattamente. Oh, interessante, qualche volta pure di un colore magari finamente con su basalto. Esatto, bianco, se non mi metto pure a bissude, no? Sì, qualche cosa che hai. Cosa è interessante è che non fa che si comprendere a noi, su che ha raccontato bene prima, quando proprio finendo cosa sapete di questo luogo, esattamente, cosa c'è nell'area dei noghe, ma poi pure questo tipo di pedra, io hanno alleato questo il tuo, e fa che comprendere a gente come te tribaglia, sono architetti, sono schifini. Esattamente, mastro de pedra come abbiamo nato interessante. Primo. Okay. Tanto piano piano noi come andiamo su in questa riunione, no? A vedere sì, no? Ma non è una riunione di condominio. No. Entriamo su e te facciamo su, andiamo su da questa andala. Esattamente. Andiamo su Cudane. E siamo su. Ma prima però di andare a Cudane, entriamo su a vedere questa torre principale. Entriamo se tu mi fai vedere te va dentro e a riscoprire a noi di Mamma Sardigna. Tanto vi state con noi che entriamo su. Dai, vai due. Tanto noi che Giuseppe siamo a intro a questa spantosa Tolos,
trattiamo questo termine greco che nonno poi no, la gente non narra, ma e teste questa, non è una boveda, ma è una tecnica costruttiva interessante. Io ti ringrazio che entrare in noi che è una bravola, sa. Esattamente. Tanto racconta a noi, se te mamma Sardigna, e te bada in noi intro. Tanto Bruno, siamo in sa torre principale, no? In sa torre A noi la narramo. E sa parte più antica. E Tinaro, deo tribaglino che da un montone di anni, ma ogni oscia che intro in noi è un'emozione diversa, importante. Che in noi tu l'intendi su tribaglio, su suore, tutto ciò che sono antenato, sono nostri, sono nostri, Sì, beh, certo. Hanno posto in sa costruzione di questo monumento, è un monumento, certo. ok? E questa riflessione che va fatto ogni volta è un monumento di 3600 anni e si impese, e la nostra fregatura, la nostra costruzione sono in terra. È impressionante. È vero. Come ti hai fatto su Nuraghe? Su Nuraghe Palmavera è simile a Sosattero Nuraghese, capite? Si idea, a maniera scusa. Ma giustamente come te hai sanato due, abbiamo una tecnica costruttiva tutta particolare. È fregato con questo filare di pedra, no? Che si stringono, no? Dai mangia minore, è vero. Al surbio minore, e abbiamo un pezzo di covacco, no? È vero. Questa parte più saccia. Sì. Questa differenza che abbiamo tra una costruzione come te gusta e questa cupola, è questo che è la cosa importante, questa differenza. Che se devo andare a debogare questo covacco, che ti succede? Lo naro sempre sul pizzino della sicola e tutto quanto si riposa, galesce, ne va tutto, no? Capite? Questo non è sa chiave di volta come te la intendiamo noi. Certo, ok? Certo. Noi che vado una tecnica per cui si carica piano piano, su peso, esattamente, certo. Su salpedra, attrito e so schiana con questa cosa, tanto teniamo una matematica è fine, precisa, capite? Però fraigare una cosa come te gusta non è che incomincia a gare, no, certo. Questa è esperienza, no? Ma sol de pedra, sol de pedra è vero. Esattamente. Però tu è come mi ci ha fatto a baitare il no che mi hanno badato una nicchia, uno con una spezia, mai cudane, una, e poi quest'altra tapponato, sulla che Palmavera è simile a Sosattero, ma su Mattessi Dempus è differente. Normalmente noi entriamo in Nuraghe e diamo una nicchia in gue, una nicchia in Cusciala e una nicchia in gue. E su un vago arcaico, su Nuraghe Palmavera, ok? A differenza del Sattero. Non è come pruite, può essere che vieni meno bravo a costruire, più difficile pruite la pedra e su calcare è meta difficile a tribagliare. E dite che su calcare amo pedra al mannasa, ma medal pedra al minore. È vero. E lui dite, sa zeppasa, chi è in imposta, sigue, no? Però serrare, su calcare è meta difficile a tribagliare. E un'altra cosa importante e differente da Sosattero Nuraghese è sicuramente tenere rione. Questa è interessante. Interessante che portiamo su questa scala sopraelevata. Sopra di una volta dessa metà forse quasi dell'intera. E come ti ci picaiata? E io che scalitallina questa cosa non lo chiamo. Però è differente, capite? Mi viene in mente su una che Santo Antine o altre Santa Barbara in noi si cala passi dai Giosso, no? In Santo Antine bada pure su mezzanino, però il divescio. Forse potremmo narrare, se mi permetti, i Sparasa. Isparasa? Isili. Esattamente, qualcosa di qualche cosa esattamente. E abbiamo questa avventura in questo a meidade. E chi liquidi? Magari a meidade bevi pure uno soppalco, uno piano intermedio, un linna, questo non lo può dire. Certo. E questa pari di uno baccone, no? Sì, Bruno, è vero. Capite, c'ha beso, ma
a suo tempo vi tancato, ovviamente, no? E noi abbiamo una bendighina di Icalas, sì, che battiano a suo primo piano. Capite? Sono che tutto collegato poi. Esattamente, me lo insegna tu. Sono che noi o abbiamo su piano terra, non abbiamo il certo. ma sopra, questo non è soltanto la boveda del questo piano, ma vero, è sul pavimento del suo primo piano. Sì, poi un'altra specie di apposento di sopra, un'altra scamera. Esattamente. Tanto oi sono che palmavera e stato a intro 6 metri e mezzo, a fuori siamo a 8 metri e mezzo, 9 metri, ma in passato vi me da più saggio. Bello interessante. Come piano piano noi torniamo a Foras, andiamo a bailare sul villaggio e una particolarità. Accompagnami. Andiamo, Bruno. Tanto Giuseppe, come tu siamo vestiti da Sciunuraghe e stiamo rientrando in questa bellezza, questa spantosa bellezza, ma il noghe siamo in noghe. Bellissimo. Sì. La prima cosa che ti chiedo preguntare prima di questo è quest'altra parte in noghe, in questo trono. Sì, Bruno. Allora, naras tu. Sa capanna della riunione vi l'abbiamo dato noi, no? Sono archeologo, sono chiamata da Goi. Ma io penso che chiunque, no? Fibintradi, noghe, prosapito in maoscia, i dende, un'instruttura gaimanna. Nato questo è speciale. Sì, è speciale. Da poi, qual è questa cosa che caratterizza la capanna della riunione, me lo insegna tu e Buru. Salcadreas de pedra, chiamo su bancone sedile, no? Chiamo su tutti intundi, no? Chiamo su 40, 38, 40 logos a sezzere, sono tutta questa pedras, no? Chi sono stessi, silaides, sono simili, sono a matessi all'aria, a matessi distanza dai mesu. Ma giustamente hai due cose, tre cose che catturano attenzione. La prima è scusta. Sì, che noi però narramo in domo dei tesuni che non sono gli originali scustos. Certo. Sono in UE. Sono in sul Museo Archeologico Nazionale de Tattari, sul Museo Sanna, dei gusti esatto che abbiamo e approfittiamo tanto a invitare la gente in domo di andare sul museo esattamente di abbaidare queste cose sul reperto che bisogna e girare sul museo che sono proprio un'opportunità culturale di noi esattamente. Tanto questo vedi su lui del Bruno è più saccio dell'osatteroso, è differente che è circolare, no? È vero. Messi lui è difatti una specie di cadrea, di cabello, difatti, trivagliato finemente. A dei segusu amusu un pezzo di nicchia e a Brescia lui dice che non è più su sedile, ma bisogna usare pedras, poi la gai. Sono archeologi e te naran che sono archeologi, no? Che la naran chi è su una bazza. Può essere che la capanna della riunione se vede un luogo politico, civile, sociale, ma finalmente religioso. Che cosa tanto polivalente, come si narra in italiano. Sì, Bruno, ha compreso bene sa funzione. Sabazza non si ammenta sabba. Ma tu c'è una duena, infatti questa cosa che c'è niente fa che c'è ammentare che questa gente non è che si pone a fare idea di due cose, sbaglia sempre qualche cosa di ritualità, dello si stare un pare. Esatto. E poi a dannante del riflesso a questo che questo puro è il modellino di Nuraghe. È un modellino di Nuraghe. E noi che vado una cultura del modellino del Nuraghe, finalmente c'è Monte Prama, noi ci ammentiamo. Ma questo è Fentomato Meda, chi è che non lo conosce? Certo. Questo pure in su museo. L'originale è in su museo. È bellissimo. È una cosa. È perfetto. Capite, non si piega da come te vini sono Nuraghe.
come te vini sono nuraghe. Capite oe, no? Su nostro puro, se lo vediamo, a questa, no? Fili di noghe, no? A questa forma troncoconica, naramosu. Però si lo ides, sì. Bruno, ides in noghe, che in banco so... Sì. Sì. Sono un balcone. Mensolones de pedra, mannoso, che poniano, no? In sa parte finale del suo nuraghe e subra vi fregato su terrazzo. Bellissimo. Tanto sa forma finale del suo nuraghe vi cuccia, no? Cussa chi di museo. Sì. E questa è la traccia, adesso sono tante cose che non fa capire a noi, però sì. Questo è stato fatto già quasi oramai a Savine, sì. Sono nuraghe se non fin più su, no? Esattamente, questo è... in un secondo momento potremmo narrare. Cioè la cultura è stata da innanti, quando Isosana finito di costruire ex novo naramulgai certo. Sol nuraghese e tanto pro ricordare, pro sammentare sos antigos, sol manno al costruttore, sol manno al mastro de pedra, trasferini s'idea, s'ideologia del suo nuraghe in solbetti l'ol Torres. Potremmo narrare qualche data? Ma noi che siamo intorno a su 1000 prima di Cristo, sì, esattamente. Questo periodo noi siamo forse lo potremmo narrare in un periodo in cui ancora forse sul momento architettonico del putto sacro, dessa rotundas, dessa stundas nuragicas. Esattamente. Andiamo in un momento un vago più avanzato, siamo piano piano andando quasi a finire. Ma io penso centinaia ancora di anni è una società un poco più strutturata, un poco più consapevole, potremmo narrare, no? È vero. Abbiamo l'ideologia del suo Bettilo Torre, sul putto al sacro, no? Sul bronzetto, mi viene in mente, no? Sul bronzo sì, che siamo ancora un poco più però tenere ragione, questo fa che sammentare, sicuramente vedi l'architettura, sa bellezza, ma finalmente sa del suo modo di vivere, l'identità, dell'ideologia del suo nuraghe. E noi che in Palmavera forse è su simbolo più si respira questa cosa, si respira, Bruno, no, può sembrare che di travaglio e tanto hanno questa cosa, ma io poi do decine di nuraghe, ma sa capanna della riunione di Palmavera è su simbolo di Palmavera. Ti chiedo narrare su Seggio Tronetto che abbiamo visto prima, a Oe, è unico. È proprio una particolarità solo dei nove. In nessun altro nuraghe in Sardegna a Oe, non lo chiamo, è stato acciappito atteru. E tanto sono due documenti importanti. Tanto Giuseppe, forse potremmo serrare con questa bella cosa che ha sanato in noi in nuraghe Palmavera e la serramo in una maniera poetica. Sos amigos di Mamma Sardegna sono abituati a queste cose. Siccome tu hai sanato di questo tronetto che sa facca queste spezie e balsa, sabba. La prima cosa che serve di assumere sono nuraghi con la teniana. Noi si dai noghe, dai su nuraghe Palmavera, ringraziamo la cooperativa Silt, ringraziamo a te di questa bella passeggiata, di questo conto che hai fatto e complimento per questa passione e amore che tenis tue. Un ringraziamento a tutta la cooperativa e come due mica giù piano piano a buffare un ticco e abba, a me intende che siamo vita importante in noi. Un saluto torrate in noi, benitese. Un saluto a tutti di Mamma Sardegna e un'altra puntata con la cooperativa Silt. Salutiamo a voi, dai sonore che Palmavera. E ha servito, amico di Mamma Sardegna, questa civiltà nuragica quanto è importante. E difatti, abbiamo sfaidato come hanno posto questo nuraghe Palmavera, ma abbiamo sfaidato pure come hanno posto questa pedras, gai vittas, questo bettiles, che sono davvero importanti per la spiritualità di questo tempo e di questo momento. E in più da poi abbiamo visto finalmente questa bella tomba al Desicante in Borore,
in cui luogo so bindata cosa ona, cosa bella, cosa si spantosa della civiltà nuragica, ma in tutta la Sardegna. E difatti noi, de Mamma Sardegna, abbiamo scelto proprio a regalare a Boisi questo piccoletto di cultura nostra, della Sarraighina, della civiltà nuragica, e speriamo che, insomma, un regalo volamo fatto, ma come noi vi salutiamo, de Uru, vi saluto a voi e vi ringrazio pure che siete in me che ponete fatto a questa trasmissione e tanto a un'altra volta nos acciappiamo in noghe e facciamo di spiritualità, ma non ero nulla, non ero attimo, a un'altra volta con Mamma Sardegna.